Una delle tante iniziative che sancisce la grande collaborazione tra la Regione e il Comune di Chioggia è quella che riguarda il turismo solidale, sociale e inclusivo nel Veneto. Abbiamo con noi l'assessore alla sociale Sandro Marangon, che tra l'altro ha portato anche i saluti dell'amministrazione in questo contesto, in questa occasione. Abbiamo la componente anche di quella che è la commissione alla sanità, Francesca Donà, per quello che riguarda naturalmente la terza commissione della Comune di Chioggia. Un appuntamento oggi veramente molto importante. Sì Marco, è un appuntamento importante perché vede proprio un lavoro di sinergia tra amministrazione, tra regione e ULSS3 che ha portato a sensibilizzare il tema dell'inclusività, un'inclusività che per noi come amministrazione è sempre stata importantissima. Infatti anche come servizi sociali stiamo integrando all'interno dei servizi sociali una figura che possa proprio occuparsi solo ed esclusivamente per il problema della disabilità. Iniziative importantissime, come dicevo, che vede coinvolti anche l'imprenditoria nostra, che dobbiamo ringraziare perché sta lavorando molto, sta investendo molto e tenendo presente il problema dell'inclusività, che non è semplice, però da noi la cosa sta andando avanti. Devo ringraziare inoltre il terzo settore che qui a Chioggia è molto importante, che sia a livello di sport, a livello di integrazione lavorativa e integrazione scolastica si sta occupando a 360 gradi del problema dell'inclusività. C'è tanto lavoro di squadra e c'è naturalmente tanto da fare per ottenere questi risultati. E questa è la domanda appunto forse più giusta per quello che riguarda le commissioni e la vita comunale che sanciscono appunto questi grandi risultati. Grazie Marco, sì, ci tenevo a ringraziare anch'io l'assessore Marangon, il sindaco, per l'immenso lavoro di coordinamento e di rete con l'ULSS3 e quindi con la Regione Veneto. Hai detto bene, quello che bisogna lavorare sodo, però quest'oggi alla conferenza in qualche modo conclusiva o intermedia, perché abbiamo capito che il percorso è biennale, abbiamo visto già dei primi risultati. Dobbiamo essere in qualche modo felici come comunità degli inserimenti lavorativi, addirittura alcuni a tempo indeterminato di questi ragazzi, e quindi insomma se si lavora sodo i risultati arrivano e bisogna tenere costante l'attenzione sulle fragilità e sulle disabilità. Dopo il Covid, domanda per entrambi, se ripartite alla grande, c'è anche il direttore generale, visto che questa è Chioggia in diretta, io la coinvolgerei subito. Direttore, venga qui al centro perché da lei ci ha parlato di tante attività messe in campo e io vorrei che lei mi elencasse quella che le sta maggiormente a cuore. Beh, su questa iniziativa la cosa che mi sta più a cuore è il rapporto con la scuola, perché se noi non costruiamo da lì il nostro futuro è fatica. Avere della gente, dei professionisti, delle persone motivate. Noi dobbiamo insegnare la tolleranza, l'inclusività, la voglia di stare insieme e di lavorare senza preconcetti, senza nessuna senza niente che ci possa porre come vincolo il guardare il prossimo negli occhi e mettere con lui a frutto tutte le potenzialità. Anche le persone che noi possiamo intendere o pensare più deboli sono quelle che ci possono insegnare e forse aiutare di più. Iniziative che vedono la grande partecipazione della Regione ma anche un notevole supporto di quella che è l'amministrazione comunale di Chioggia. Con Chioggia noi abbiamo un rapporto particolare, ringrazio sempre il sindaco Armelao che è una persona attenta e impegnata per il suo territorio, gli assessori che lo rappresentano sempre in maniera egregia e noi con Chioggia abbiamo aperto un rapporto costruttivo che spero possa dare i frutti. Qualcosa sta già succedendo anche nel futuro, noi abbiamo in centro delle nostre attenzioni il territorio, l'ospedale, i professionisti che lavorano in questo territorio, perché sappiamo che qui si snoda molto della ricchezza del Veneto, sia in termini professionali, economici, ma anche come cultura. Quindi noi a questa parte del Veneto ci teniamo molto. Abbiamo voluto averla da subito qui ai nostri microfoni perché a Chioggia in diretta ha questa caratteristica di affrontare appunto le situazioni proprio al momento nel quale si verificano. Stavamo accennando a quello che è stato l'aspetto del Covid, domanda quindi per tutti e tre. Stiamo ripartendo alla grande con quelle iniziative che dovranno, speriamo, riportarci a qualcosa di più della normalità.
Sandro, cominciamo con te. Sì, stiamo ripartendo alla grande e il messaggio che voglio dare, che anche il dottor Contato l'ha detto prima in conferenza, è quello di dire che noi non lasceremo indietro nessuno, cioè dobbiamo lavorare assolutamente, fare squadra, amministrazione, regione, ULSS affinché nessuno possa essere messo da parte. Direttore. Idem, più di così, stiamo lavorando insieme, il concetto mio, quello di non lasciare indietro nessuno, l'abbiamo detto quando abbiamo cominciato la campagna vaccinale, lo stiamo utilizzando un po' tutti, sta diventando un motivo in modo tale che tutti partecipino a questa sfida. Il post-Covid è una sfida, la dobbiamo vincere.